Hanno già anticipato Antonio Giacobbi e la dirigente, che è un tema molto urgente che indubbiamente ci riguarda tutti, perché è proprio una questione di combattere le disuguaglianze in questo Paese. Siamo ancora molto ma molto lontani dal non uno di meno di 2000 anni. Io inizio con la citazione che abbiamo all'inizio del nostro documento, perché dà un po' il quadro di senso dell'approccio a questo problema complesso, questo tema complesso che è la dispersione scolastica. Questa citazione è di un'operatrice, non della scuola, che da anni lavora per cercare di contrastare la dispersione, e ci è sembrato molto significativo. L'idea che per ogni problema esista una competenza e per ogni competenza un servizio è un'idea vecchia. Se il problema è multifattoriale, come lo sono l'esclusione, la dispersione scolastica, la povertà educativa, non si può più prescindere da un sistema di servizi integrati in cui professionisti dei servizi pubblici e del privato sociale stiano a fianco costruendo nuove pratiche di prossimità tra i diversi operatori. Solo dall'incrocio di sguardi differenti può nascere una presa in carico nuova. Viceversa, un sistema che ha ancora ragioni in termini settoriali, dove ciascuno risponde all'istituzione per la quale lavora, è un sistema inefficace e superato dalla complessità, difficile da codificare, dalla complessità difficile da codificare, nella quale nuotiamo tutti, nostro malgrado e qualche volta a nostra insaputa. A ciascuno l'onesto compito di riconoscere la propria insufficienza. C'era piaciuta. Allora, tratterò molto velocemente, anche perché i temi riportati nel documento in parte li ha già accennati Antonio e verranno poi approfonditi dai relatori. I dati sulla dispersione scolastica, come sappiamo, sono veramente preoccupanti, inquietanti. Abbiamo 110.000 ragazzi o ragazze che abbandonano la scuola ogni anno. E prevalentemente maschi, ci fa riflettere anche questo, spesso più delle regioni del sud. E un altro dato che ci fa riflettere molto su come dobbiamo fare molti passi per una scuola più inclusiva, spesso stranieri. Abbiamo dei dati, un'incidenza di ragazzi e ragazze stranieri che è del 4,1% sul totale rispetto all'1,8% dei nati in Italia. Questo è un dato che ci dovrebbe fare veramente tanto riflettere. Questo è legato anche l'abbandono al ritardo scolastico, cioè chi accumula bocciature, quindi anche questo ci fa molto riflettere. E poi a seconda dei diversi istituti le percentuali si differenziano molto. Negli istituti professionali abbiamo una più alta percentuale di ragazzi che abbandonano, anche nei tecnici, mentre è molto contenuto il tasso di dispersione nei licei. C'è poi quel fenomeno che si chiama la dispersione implicita, cioè quei ragazzi che arrivano a ottenere un diploma ma effettivamente non hanno maturato durante il loro percorso scolastico quelle competenze di cittadinanza che sono fondamentali per essere cittadini attivi e consapevoli. Quindi in tutto c'è un tasso tra espliciti ed impliciti veramente inquietante, perché è superiore al 20%. Allora, come abbiamo detto, è un problema complesso quello della dispersione scolastica, e quindi le cause anche sono molteplici. Questo è anche quello che ci dice l'analisi dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Sappiamo quanto lo sviluppo e la crescita di un ragazzo o di una ragazza sia legato a tutto quello che è successo prima nella sua storia. C'è un lungo processo di crescita che inizia da quando si è molto piccoli, dalla nascita, no? E sappiamo quanto influiscano gli ambienti e i contesti in cui ognuno è immerso. È molto interessante la teoria dello sviluppo umano, la teoria bioecologica di Bronfenbrenner, che vede proprio lo sviluppo dell'essere umano
come qualcosa che avviene in un processo in cui c'è un'interrelazione tra tutti i contesti in cui vive ed è immerso. In un'ottica sistemica possiamo dire ad esempio che il fatto che nel territorio in cui nasce e vive un bambino ci siano dei servizi educativi per la prima infanzia può determinare molte cose, no? Può avere un impatto sul suo modo di crescere. Come abbiamo detto, appunto, la dispersione è un fenomeno complesso che però riguarda e ci chiama in causa anche come scuola. Ci sono dei problemi che sono dei problemi più legati alla sfera strutturale ed amministrativa, no? Li sappiamo e sono degli organici a volte insufficienti. Sappiamo che anche le strutture, l'edilizia scolastica a volte non è rispondente, non è adeguata. Sappiamo che spesso è lontana da un'idea innovativa di apprendimento e di condizioni di benessere. Sappiamo che sulla formazione bisognerebbe fare dei grossi passi, la formazione iniziale e la formazione permanente. Quindi lo Stato deve creare necessarie condizioni strutturali. La dispersione, questo è un tema molto importante, si previene dai primi anni di vita di un bambino. I primi 1000 giorni sono importantissimi. Se andate a vedere gli ultimi documenti, per esempio gli orientamenti per i servizi educativi 03, che sono fatti molto ma molto bene, parlano proprio di questi 1000 giorni come determinanti per lo sviluppo di un bambino o una bambina, per il suo sviluppo futuro. Quindi importantissimo investire molto sul sistema integrato 06, che sapete è stato introdotto con la legge 107 come delega 65, numero 65. E tra l'altro, ecco, devo dire una cosa, la commissione ministeriale preposta ha fatto dei passi da quando il responsabile era diventato proprio Giancarlo Cerini, che ha veramente dato uno sviluppo, mentre la commissione non aveva lavorato negli anni precedenti. Da quando lui era responsabile della commissione, coordinatore della commissione, ha dato un grosso sviluppo e ha prodotto dei documenti interessantissimi e quali le linee pedagogiche che forse tutti noi dovremmo conoscere. E nelle linee pedagogiche, tra l'altro, c'è un capitolo che riguarda proprio quello che abbiamo detto prima, si chiama un ecosistema formativo, è tutto ispirato a quelle che sono le teorie di Bronfenbrenner, è molto interessante. Un altro tema è quello dell'insegnante, che non dovrebbe essere solo, dovrebbe lavorare in un team, in una comunità di professionisti, in ricerca continua, quindi sentirsi sostenuto e sostenersi e aggiornarsi continuamente. Fondamentali sono poi delle didattiche personalizzate e individualizzate, chiaramente con delle classi molto numerose, e questo è di difficile realizzazione. Un altro tema importante è l'apertura della scuola. La scuola dovrebbe essere aperta al territorio, diventare proprio uno spazio per la comunità, un laboratorio sociale. Per questo ci vuole anche personale ATA formato e di qualità. Altro tema di cui ci parlerà Iosa dopo sono i patti educativi territoriali, che mettono in campo risorse importanti, e all'interno di questi la scuola dovrebbe avere dei dirigenti e degli insegnanti preparati e formati per costituire veramente la cabina di regia, per garantire finalità e coerenza agli interventi. Altro tema molto importante è quello dell'orientamento scolastico. L'orientamento inizia fin da molto piccoli, fin dalla scuola dell'infanzia, nella forma dell'orientamento narrativo, molto importante. Allora, sappiamo, e ce l'ha già detto sia Antonio che la dirigente, dei fondi del PNRR, che però non possono bastare. Deve proprio cambiare. Intanto ci deve essere un'idea forte di apprendimento, generativa di un'idea di insegnamento. Come apprendono i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze? Abbiamo
ed è molto interessante, tutte le teorie della psicologia dell'apprendimento, da Vygotsky in poi, che supera la psicologia dello sviluppo, sottolineando con forza il concetto dell'intersoggettività, che è fondamentale. In questa prospettiva il ruolo dell'ambiente è determinante, può essere facilitante, ma può essere invece ostacolante. Può influire fortemente sul successo scolastico. E questa è una prospettiva che ci ha indicato chiaramente, non soltanto in Italia, ma proprio anche nella sfera internazionale, Clotilde Pontecorvo, che anche lei ci ha lasciato da poco. Mi viene da legare questo, scusate, faccio apro una parentesi, purtroppo ci hanno lasciato recentemente vari riferimenti luminosi, Giancarlo Cerini, Andrea Canevaro, Clotilde Pontecorvo. Io credo che come persone di scuola, almeno io sento questo, abbiamo tutti una responsabilità nel continuare a operare, a lavorare nel nostro quotidiano, nei nostri contesti, per portare avanti quelle cose che loro ci hanno indicato nel loro vivere, nei contributi che ci hanno lasciato. Credo che questo sia una grossa responsabilità che tutti abbiamo. Allora, è importante dunque che ci sia un cambiamento e un'innovazione nella scuola, è fondamentale. Tra l'altro c'è un altro tema, che è quello di quello che è successo in questi anni di pandemia. I ragazzi sono cambiati, notiamo che ci sono sempre più ragazzi che hanno dei disturbi che possono essere attribuibili alla disregolazione emotiva, sappiamo che ci sono problemi relazionali, c'è un aumento di vari disturbi e quindi anche lì serve veramente un'attenzione. Bisognerebbe costituire in ogni scuola un gruppo di lavoro permanente. Tra l'altro è quello che un gruppo della scuola dovrebbero essere comunità di ricerca, dalla legge sull'autonomia in poi. Sappiamo che purtroppo invece l'autonomia a volte è vissuta come una serie di adempimenti burocratici, no? Prevale l'aspetto burocratico sull'aspetto che sarebbe quello fondante, è importante. Allora, ho quasi finito, evidenziamo alcune idee, alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. La scuola dovrebbe partire intanto, ogni scuola, da un'analisi di quella che è la dispersione nel suo territorio. Il RAV, che purtroppo anche lì a volte è diventato un adempimento burocratico, ma in quegli istituti in cui è stato compilato in modo collegiale è diventato un po' uno strumento che ci dà delle indicazioni, no? Delle indicazioni sugli aspetti più critici, sugli aspetti positivi, su cosa modificare. Necessario il superamento di una didattica che purtroppo in moltissimi contesti, ma anche già dalla scuola primaria c'erano proprio dei dati che portava giusto Giancarlo Cerini che erano abbastanza inquietanti su come la didattica spesso e volentieri è ancora trasmissiva. Bisogna superare, da sicurezza, diceva prima la dirigente, no? Invece superare per adottare delle modalità di didattica attiva. Ci sono tantissimi modi di cooperative learning, ci sono tante esperienze significative in questo senso. E un altro tema molto importante, la ricercazione, scusate. Un altro tema molto importante che è già emerso è lavorare sulla motivazione dei ragazzi e delle ragazze, partire proprio da quello che sono i loro interessi. A volte i loro saperi sono distanti dai saperi della scuola, bisogna trovare il modo per far nascere la scintilla, per in qualche modo agganciarli. Rileggevo l'altro giorno delle riflessioni che erano emerse in un gruppo di lavoro qualche anno fa, un gruppo di continuità. Un insegnante della secondaria di primo grado diceva: i ragazzi e le ragazze che mi interrogano di più sono quelli per cui capisco che il sapere della scuola è molto lontano dai loro vissuti e che quindi in qualche modo mi mettono in quella che è una situazione sfidante, che quindi può essere anche appassionante, nella ricerca di modalità proprio per riuscire ad attivare il loro, sollecitare una motivazione. Attivare poi, e questo è fondamentale, una valutazione formativa, una valutazione che promuove delle possibilità. Superare
la rigidità della forma classe, assumere, prima anche quello che ci ha letto lo scritto di Giancarlo Cerini, saper assumere anche delle modalità più flessibili. E poi, anche questo è un tema importantissimo, elaborare e agire forme di coeducazione con le famiglie. Questo è importantissimo fin dai primi anni, fin da quando un bambino entra alla scuola dell'infanzia. La scuola ha una grossa responsabilità per cercare di favorire genitorialità consapevole, cosa che spesso e volentieri in molti contesti non c'è. E i patti di corresponsabilità dovrebbero essere qualcosa di sostanziale, non, anche in questo caso, solo scritture burocratiche. Ecco, vi ho riassunto i temi. Grazie Antonella.